Padova ha rappresentato per noi un modello, rappresenta un modello di buona amministrazione, di un lavoro ben fatto e credo che questo buon lavoro, questo spirito civico, attaccamento ai programmi, alle cose, questa assenza di litigi, per me è un modello, veramente questo modello Padova io vorrei esportarlo dovunque. Padova è nella parte felice della mia Moleskine, ci sono le città che creano casino e per le quali tocca ogni volta cercare di mettere insieme le persone, poi c'è una pagina con tante città nelle quali invece si lavora bene. Ecco, Padova è una di queste. Ha definito così l'amministrazione uscente Enrico Letta, il segretario nazionale del PD, ha dato la sua benedizione ufficiale al sindaco Sergio Giordani che si è ricandidato alla guida della coalizione di centro-sinistra. Candidato con un fortissimo profilo civico e che noi vogliamo rilanciare e rendere ancora più evidente. Quindi molto fiducioso che i cittadini di Padova gli riconfermino la fiducia. Letta ha incontrato i vertici del partito proprio a Padova. Rappresenta un esempio di buon governo, perché nel corso di questi anni ha governato bene questa città, ha ottenuto risultati veramente importanti e poi è anche un esempio di buona politica, di una grande umanità, di una capacità di relazionarsi alla società padovana. Il segretario nazionale ha poi fatto un tour tra Padova e Vicenza per visitare alcune imprese del territorio e con l'occasione ha spiegato la proposta del PD per affrontare il caro energia. Abbiamo chiesto e proposto al governo interventi che siano all'altezza di questa sfida, innanzitutto sul tema delle bollette elettriche, del costo dell'energia, sia per quanto riguarda appunto i carburanti, le automobili, ma poi anche e soprattutto per la bolletta delle famiglie. Gran parte delle famiglie hanno ricevuto le bollette con dei drammatici aumenti, altre ancora non le hanno ricevute, ma noi le riceveranno nei mesi prossimi e crediamo che sia necessario intervenire preventivamente per calmare. La nostra proposta è quella di un assegno energia che sia in grado di compensare sia le imprese sia le famiglie. Crediamo che sia necessario pagarlo, questo assegno energia, con una tassa pesante sugli extra profitti che le aziende petrolifere ed energetiche hanno fatto, le grandi aziende petrolifere hanno fatto in questo periodo per via della volatilità dei costi delle materie prime.